e appunto Radio Veneto 24 è stato un nostro media partner, e quindi Valeria lascio a te la parola per raccontare due cose su questa radio, dove c'è musica ma c'è soprattutto tantissima informazione, perché siamo felicissimi dei risultati che tutti ci stanno dando, e siamo felicissimi anche per Atmo e quindi per la campagna che abbiamo potuto portare avanti assieme. Qua Caterina si è difesa, ma Valeria ha fatto un'ulteriore parata. Siamo una tra le prime 5 società schermistiche d'Italia, abbiamo l'onore e il privilegio di avere grandi atleti che hanno portato grandi risultati, grande lustro alla nostra società, ma soprattutto abbiamo l'onore e il privilegio di avere dei maestri d'eccellenza. Insomma, noi come coordinamento trapianti supportiamo la rete dei trapianti e supportiamo anche queste iniziative. Ovviamente siamo molto soddisfatti di vedere tutti questi ragazzi che sono qui e che si stanno candidando per la donazione. Ovviamente l'appello è a tutti quanti di avvicinarsi senza paura, avrete tutte le risposte a tutte le domande che ci vorrete fare e poi sceglierete con tranquillità che cosa volete fare. E divento poi, come ora, il presidente dell'associazione Studenti Prof Uniti Per, che appunto è l'associazione che, oltre ad organizzare altre attività di supporto agli studenti, organizza la festa di medicina, e quest'anno appunto nella sua 22esima edizione ha donato i proventi a Atmo Veneto. Quindi grazie davvero anche per l'entusiasmo e le parole e la forza anche di diffusione e di sensibilizzazione della causa. Grazie soprattutto per questi 10.000 euro che veramente ci aiutano. Intanto l'amministrazione comunale deve solo ringraziare Atmo, perché è un percorso straordinario, lo dimostra tutte le persone che si fermano qui. Sempre lo sport dà una mano enorme. Devo dire che le associazioni sportive di Padova hanno dato una risposta incredibile. Stamattina sono passate delle associazioni che erano felicissime di aver conosciuto Atmo, ce ne sono altre che sono anni ormai, perché è un percorso che abbiamo iniziato qualche anno fa, di questo ne siamo contenti. Padova è una città che risponde, direi, benissimo, però la fortuna di Padova è avere delle associazioni che lavorano nel territorio esattamente come fa Atmo. Di Sant'Orso, che hanno bisogno di un midollo, quindi quanti più siamo c'è più una possibilità per loro di trovare il trapianto. Solitamente il trapianto si fa 14 saremo a Schiavonia per andare a dare la possibilità anche alla bassa padovana, chiamiamola così, e quindi aiutateci a cercare amici nell'Estense, Montagnanese, tutta la zona di Schiavonia. Avremo l'Open Day, quindi se ti va di andare a fare un giro per il centro, tanto finiamo sempre in quel nostro muretto, dove ci siamo visti quella volta al freddo. Pensa che bel momento, è tanto che lo aspetto. Sì, la malattia è arrivata in un momento in cui pensavo di fare tutt'altro, e quindi ricevere il midollo è stata la rinascita e la possibilità di continuare a fare quello che volevo fare, insomma, o cambiare completamente, ma rimanere a vivere, insomma. Quindi. Un mattino da un contadino, ubriaco di vino, gli dice: io vengo da lontano, vengo da lontano, sì, da lontano. Cuore, ogni volta che prendo fiato, attraverso la linea del mio cuore
ogni volta che prendo fiato, tu voli come vento al mio fianco e io cammino al tuo fianco come la sabbia. Chi ti amerà come ti amo io? Volevo ringraziare l'ADMO per averci ospitati e invitati qui oggi. Speriamo di riuscire anche all'interno della nostra scuola a portare il nostro contributo, perché sicuramente loro saranno da esempio per molti altri ragazzi. La musica sappiamo tutti che ha una potenza enorme, arriva dove le parole non arrivano, perché la voce arriva più in là. E questa sera con ADMO e la voce e la musica di Movie Chorus arriveremo veramente in alto, veramente distante. È molto bello proporre queste iniziative nel cuore della nostra città, perché hanno sempre una suggestione in più, e il fatto che tanti di voi si fermano così ad ascoltare e a valorizzare la voce di Movie Chorus e la grande missione di ADMO è un valore aggiunto veramente unico, per cui grazie per questo tempo passato insieme, viva la città di Padova, viva ADMO e viva Movie Chorus. Campane suonate, tamburi rullate, guardate, è proprio là, grande Ali, principe Aria, Padova, faccia in giù, sempre più giù, con umiltà.